aveva emesso il provvedimento di cumulo pena di 17 anni e mezzo da scontare. Qualche settimana prima si era reso irreperibile e pericoloso componente delle bande, rimasto durante la sua latitanza, come spesso accade sempre nel suo territorio. Lo hanno beccato ieri mattina all'alba all'interno del casolare della statale 16 tra Foggia e Cerignola all'altezza di Stornara. Con lui c'era una donna e 3 figli minori e compagno della prima che è successo, scenga ci capito già. Sta parlando di tutte cose, noi che stiamo fuori, qua la strada mi piglia. Io destino non si può cagnare, e ci sta la libertà. Ci mezza via che tu sapevi già, quando è un momento punta da papà. E non può piangere, non si può vendere, ha già giurato tu sei frate a me. Ci pensavi nasce con la verità, per tuo rispetto, onore e dignità. Non si può rendere, si vede lacrime, e di un silenzio mille notti, aspetta la libertà. Aspettammo poco, vedemmo che succede, decidimmo che mi fa. Non ci fermo niente, siamo due compagni, che niente può separare. Pure un male non ci può cagnare, siete destino ormai segnati già. Ci mezza via che tu sapevi già, quando è un momento punta da papà. E non può piangere, non si può vendere, ha già giurato tu sei frate a me. Ci pensavi nasce con la verità, per tuo rispetto, onore e dignità. Non si può rendere, si vede lacrime, e di un silenzio mille notti, aspetta la libertà. Nasce con la verità, per tuo rispetto, onore e dignità. Non si può rendere, si vede lacrime, e di un silenzio mille notti, aspetta la libertà.